Buongiorno, ben ritrovati, eccoci in diretta da studio, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata che si prospetta nuovamente di attesa. Parliamo naturalmente del maltempo perché sono attese raffiche di vento e nuove precipitazioni molto intense. Questa è l'home page del Gazzettino, allerta rossa nuovamente in Friuli, Venezia Giulia e Veneto, venti fino a 130 km/h con il presidente della regione Zaia che ha avvisato spostatevi il meno possibile, state lontani da fiumi e pareti rocciose. Le situazioni più complicate in montagna, ma poi con ricadute naturalmente sui corsi d'acqua che scorrono verso la pianura. Dalle 13 sarà riunita l'unità di crisi nella sede della Protezione Civile di Marghera, da dove vedo collegata la nostra Ilaria Marchiori che è in diretta insieme a Sandro Ponchio con l'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin, che saluto e ringrazio. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui proprio, come hai detto, con l'assessore regionale alla Protezione Civile Bottacin, a cui diamo subito la parola. Innanzitutto, benvenuto assessore, qual è la situazione, cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore? Diciamo che in sintesi ci dobbiamo aspettare un evento simile a quello che abbiamo visto nei giorni scorsi, con la differenza che questa volta pioverà sul bagnato, quindi potrebbe esserci qualche problema in più. In modo particolare ci aspettiamo precipitazioni piovose anche oltre i 100 mm, con picchi anche di 150 mm, soprattutto nella zona pedemontana delle Dolomiti meridionali. Ci sarà anche vento forte di scirocco, soprattutto nella zona costiera, e quindi l'attenzione rimane massima, proprio considerando il fatto che, avendo piovuto nei giorni scorsi, il terreno assorbe meno di quanto poteva assorbire con l'evento che abbiamo appena visto passare sopra il Veneto. Ecco, per quanto riguarda la zona del Veneto orientale, dicevamo poco fa, si tratta di un vento forte che potrebbe causare qualche problema, forse un po' come quello che abbiamo visto un paio di giorni fa. Sì, ecco, ci aspettiamo vento forte sulle coste e quindi problemi dovuti alle mareggiate, quindi problemi di erosione costiera, soprattutto appunto nel Veneto orientale. Tra poco avrete anche una riunione con i vari prefetti. Abbiamo appena saputo che a Feltre la sindaca ha deciso di disporre la chiusura di scuole e asili. Che cosa, insomma, pensa che se ne potrà succedere anche in altri comuni? Non escludo che possa esserci questa possibilità per domani mattina. Ovviamente adesso abbiamo questa riunione dove ci sono fra gli altri anche i prefetti e dopo mi confronterò ovviamente col presidente Zaia e verrà fatta una valutazione in tempi molto rapidi. L'orario più critico oggi e anche domani ovviamente? Diciamo che la fase culminante dell'evento inizierà dalle 17-18 di questo pomeriggio fino alle prime ore di domani mattina e dopo ci sarà un graduale miglioramento. Naturalmente anche la protezione civile è allertata con uomini già pronti in caso dovesse esserci bisogno di fronteggiare l'emergenza. Ma noi abbiamo già centinaia di uomini e donne fuori perché stiamo ancora trattando la coda dell'evento che è appena transitato in Veneto, così come ci sono squadre di vigili del fuoco ancora impegnate appunto sugli interventi riguardanti l'evento che è appena trascorso, quindi rimarranno in campo anche per essere più tempestivi di fronte a eventuali situazioni che dovessero presentarsi. Ringrazio l'assessore Bottacin, qui da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie all'assessore Bottacin. Di maltempo continueremo a parlare nel corso dell'intera prima edizione di oggi, in attesa appunto di capire cosa succederà. Ci sono molte notizie che vi dobbiamo ancora dare, provvedimenti che le amministrazioni locali stanno prendendo in vista di questo tardo pomeriggio, sera e poi la nottata che rischia di essere davvero a rischio per il nostro territorio, sia in termini di frane nelle zone montane e pedemontane che poi di esondazioni eventuali dei fiumi. Torniamo, chiedo alla regia, dove ci sono Alessandro Granziera e Alberto Piovesan, sulla homepage del Gazzettino per l'altra notizia che riguarda da vicino la Marca Trevigiana in questa giornata, la notizia tanto attesa, la liberazione, la scarcerazione di Ilaria De Rosa, l'hostess di 23 anni di Resana che, lo ricorderete, era stata arrestata in Arabia Saudita perché trovata
Così le autorità del posto avevano affermato, con addosso uno spinello nel corso di una festa con altri colleghi. Una notizia che Resana attendeva da mesi, e allora ecco, vedo la nostra Anna De Roberto con il sindaco Stefano Bosa in diretta insieme ad Alberto Pivetta da Resana. Anna. Sì, Lina, buongiorno a te telespettatori. Liberata ed espulsa dall'Arabia Saudita, hai raccontato tu i motivi di questi 6 mesi di detenzione in carcere a Jeddah. La notizia è arrivata in realtà non questa mattina è stata confermata, ma la liberazione di Ilaria risalirebbe a ieri, se non addirittura all'altro ieri. Chiediamo conferma di questo dato al sindaco Stefano Bosa, che è qui con noi. Sindaco, quando è arrivata? Quando è stata veramente liberata Ilaria? Beh, quando effettivamente liberata non lo so, però io ho avuto notizia martedì, c'era sta voce, non potevo confermarla, purtroppo finalmente oggi c'è la conferma, oggi è una giornata piovosa, però qui a Resana c'è il sole che splende, effettivamente. Allora, lei è in contatto con la mamma, ricordiamo Lina che la mamma risiede qui a Resana mentre il papà si trova in Belgio, e tra l'altro Ilaria potrebbe andare direttamente in Belgio a casa del papà. Noi abbiamo sentito Pierantonio Zanettin, che è senatore di Forza Italia, che Tajani ha scelto come tramite per diffondere la notizia qui in Veneto, e ci ha confermato che probabilmente Ilaria non arriverà a Resana, ma andrà direttamente a casa del papà. In questo momento, tra l'altro, la mamma si trova ancora a Resana, quindi nonostante l'arrivo della figlia sia previsto per le 13:40 a Roma, sappiamo per certo che la mamma si trova ancora qui. Lei l'ha sentita, la mamma? No, io non so per certo che è qui a Resana, immagino che sia qui a casa. L'ho sentita nel senso che eravamo d'accordo che quando arriva la figlia serve un periodo di tranquillità per la famiglia, è quello che secondo me serve davvero, e appena potrà ci incontreremo, abbracceremo Ilaria, quindi però gli ho augurato con un messaggio poco ore fa la massima serenità per questi giorni dopo questi brutti momenti che hanno vissuto come famiglia. Quindi la gioia di una famiglia che riabbraccia una figlia è una gioia che va condivisa all'interno del muro domestico, quindi lasciamoli un attimino in pace. È una famiglia che ha sempre chiesto riservatezza, no? L'ha chiesta lei in primis, l'aveva chiesta anche a noi giornalisti quando abbiamo provato in qualche modo a bussare alle loro porte. Oggi ovviamente è la giornata di festa, lei ricordo arriva a Roma con un volo che atterra alle 13:40, ad attenderla probabilmente ci sarà un fiume di giornalisti che cercherà di carpire da lei così le sue prime dichiarazioni. Ricordiamo una vicenda molto controversa perché lei ha sempre negato e gli amici che erano con lei hanno sempre confermato la sua tesi, dunque ha fatto 6 mesi di detenzione con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente, ma in realtà insomma Ilaria ha sempre negato di aver avuto addosso con sé quello spinello. Prevedete di fare qualcosa come comune, insomma anche come dire una comunicazione ai cittadini per dare il lieto annuncio? Beh, comunicazione ci sarà bisogno perché sicuramente i giornali ne parleranno, però prevedo di incontrare la famiglia, incontrare Ilaria appena sarà possibile, che ripeto non andremo a forzare i tempi, la famiglia ha bisogno di tranquillità, di serenità, e poi sicuramente ci sarà, magari con la famiglia organizzeremo qualcosa, sicuramente non dico una festa, ma qualcosa sicuramente di gioioso per lei, per la famiglia, per tutti quelli che la conoscono. Senta, lei sindaco ha detto che era particolarmente preoccupato per il contesto geopolitico in cui ci troviamo. Paesi come l'Arabia Saudita sono paesi molto delicati, e una detenzione in un paese di quel tipo potrebbe essere ancora più delicata. Io so che lei aveva espresso grande preoccupazione proprio per il contesto politico in cui ci stiamo trovando in questo momento. Sì, non nascondo la preoccupazione che abbiamo passato in questi mesi, perché sapendo che un paese lontano da qui, con regole diverse dalle nostre, ogni giorno senti il TG, ne parlano di problematiche, sì, di guerre, di scontri, di comunque paesi che sono coinvolti in episodi importanti di scontri, quindi la preoccupazione era sempre Ilaria, cioè io sapevo che c'era un nostro cittadino che era là, detenuto, non so se giustamente o ingiustamente, però era detenuto. La notizia che è arrivata oggi ufficialmente che lei è libera veramente ci solleva da un peso importante. Ecco Lina, dal comune, dal municipio di Resana per ora è tutto, attendiamo insomma di capire se Ilaria rilascerà delle dichiarazioni una volta arrivata a Roma.
Grazie Anna, grazie al sindaco Stefano Bosa, ad Alberto Pivetta per la parte tecnica. Tra l'altro stanno cominciando ad arrivare anche le prime reazioni a questa notizia. Ce n'è una dallo sfondo politico di Luana Zanella, che è presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. È una bella notizia, dice, la liberazione di Ilaria De Rosa da un carcere dell'Arabia Saudita. La nostra diplomazia ha fatto un buon lavoro, c'è da dire, sottolinea che la donna in Italia avrebbe rischiato una pena per detenzione stupefacenti da 18 mesi a 6 anni, come prevede la stretta, che definisce Zanella incomprensibile, per noi molto grave, del decreto Caivano. Quindi c'è questa doppia lettura della notizia di cui ci ha appena parlato la nostra Anna De Roberto. Adesso c'è un'altra buona notizia, perché sono state ore di angoscia alle porte di Bassano, a Mussolente, per una ragazza di appena 18 anni che era di fatto sparita nel nulla dopo una festa di Halloween. Erano scattate le ricerche, ma c'è una svolta in positivo. Vedo Monica Smiderle in diretta per raccontarci proprio gli sviluppi. Monica, a te, buongiorno. Buongiorno a te Lina, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, sono a Mussolente con il sindaco Cristiano Montagner. La buona notizia è arrivata pochi minuti fa. Aurora Zonta, la 18enne scomparsa la notte tra il 31 ottobre e il 1° di novembre, è stata ritrovata sana e salva pochi minuti fa, sindaco. Sì, è un'immensa gioia, è un'immensa soddisfazione per aver ritrovato sana e salva Aurora, seppur un po' in uno stato confusionale, però l'abbiamo ritrovata e adesso è tra le braccia e tra il calore delle braccia della mamma e della comunità tutta. Ripercorriamo insieme, Lina, quello che è successo. Aurora, come dicevi, è andata ad una festa di Halloween, è rientrata a casa alle 3:30, ad aspettarla c'era la mamma ed è andata in camera. Poi, sindaco, invece? Poi è andata in camera, ma volontariamente se n'è anche uscita senza far sentire la mamma che usciva, e da lì sono partite dalle 7:30, diciamo, è partita la ricerca da parte della mamma, e poi non vedendola più, non riuscendola a trovare, ha allertato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. La mamma si è accorta che c'era la finestra della camera da letto aperta, ha cercato Aurora, Aurora non era in casa, i familiari l'hanno cercata, ma poi qualche ora dopo, rendendosi conto della scomparsa della ragazza, hanno dato l'allarme. Qui al Palazzetto dello Sport di Casoni di Mussolente è stato aperto il COC, sindaco. Sì, poi quando sono stato allertato anch'io ho chiamato il mio assessore alla protezione civile, Michele Fronato, i dipendenti comunali, quelli che sono dedicati proprio a queste situazioni, o meglio situazioni di apertura del centro operativo comunale, e da subito, rimanendo a disposizione evidentemente dei vigili del fuoco di Bassano e di Vicenza, che hanno coordinato le ricerche, ai carabinieri di Romano che hanno coordinato le indagini e che hanno ritrovato, su una segnalazione proprio poco fa, Aurora, e insieme con i volontari di protezione civile misquilese e con l'Associazione Nazionale Carabinieri siamo riusciti ad arrivare, la macchina delle ricerche è riuscita ad arrivare a questo grandissimo risultato. È stato impiegato anche l'elicottero nella giornata di ieri? Sì, un elicottero che arrivava da Bologna, perché quello dei vigili del fuoco, perché quello del Veneto era impegnato in Friuli, e hanno sorvolato sia ieri mattina un'ora che ieri pomeriggio un'altra ora e mezza, ha sorvolato scandagliando tutto quanto il territorio. La svolta appunto poco fa grazie ad una segnalazione arrivata da un cittadino. Sì, noi da ieri praticamente abbiamo pubblicato su Facebook la scomparsa di Aurora, e diciamo che questo tantam dal punto di vista dei social, queste condivisioni, quasi 4.000, sono state assolutamente di aiuto, perché la gente si è sentita in dovere di chiamare. Abbiamo ricevuto un centinaio di telefonate solo ieri fino a mezzanotte, e oggi la telefonata, diciamo così, decisiva è arrivata, mi sembra molto probabilmente alla stazione dei Carabinieri di Roma,
Romano, che si sono precipitati lì in via Martiri della Libertà e lì l'hanno trovata. Insomma, una macchina delle ricerche che ha funzionato, l'importanza dei social anche in questo caso, la segnalazione di un cittadino e la buona notizia del ritrovamento di Aurora. Lina, da Mussolente è tutto, io ringrazio il sindaco, restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, grazie al sindaco per questa buona notizia che ci avete dato del ritrovamento di questa ragazza di appena 18 anni, per cui davvero c'era grande timore, grande ansia. Notizie di maltempo che vi do tra un servizio e l'altro. La sindaca di Feltre ha disposto la chiusura anticipata di scuole e asili, notizia di poco fa. Per la giornata di oggi la chiusura anticipata delle strutture in comune di Feltre, appunto l'abbiamo detto prima con l'assessore Bottaccine, nelle zone montane e pedemontane c'è allerta rossa per le prossime 24 ore, allerta arancione per rischio idraulico nel resto del territorio, e dunque in quel di Feltre dalle 13:30 di oggi, tra poco più di un'ora, chiusura di nidi di infanzia, scuole primarie, dalle 14 le secondarie di primo grado, con la conseguente sospensione delle relative attività scolastiche che magari erano previste per il pomeriggio. Quindi seguendo anche quelle che sono le indicazioni della Regione, anche i sindaci stanno prendendo provvedimenti perché ci siano sulle strade il minor numero di persone possibili, si limitino gli spostamenti e, lo avete sentito, si faccia attenzione naturalmente agli eventi franosi per quanto riguarda il territorio montano e collinare, e poi si stia lontano dai fiumi che sono costantemente monitorati. Andiamo alla cronaca intanto, che attendiamo nuovi collegamenti dal territorio delle colleghe che sono proprio nei luoghi più delicati dal punto di vista delle conseguenze di queste intense precipitazioni. Andiamo all'accoltellamento che c'è stato nella serata di ieri nel parcheggio del centro commerciale Tiziano a Olmi di San Biagio di Callalta, nel Trevigiano, coinvolto un gruppo di stranieri. Si sono affrontati e scontrati, anche se i motivi sono tuttora al vaglio dei carabinieri. Nel corso della lite è però spuntato all'improvviso un coltello con cui un senegalese di 35 anni ha gravemente ferito il rivale con una coltellata al fianco. Quest'ultimo è stato soccorso da medico e infermieri del SUEM 118 intervenuti sul posto, lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Cafoncello, con lo straniero che è in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti sono in corso da parte appunto dei carabinieri, che sono intervenuti al centro commerciale con diverse pattuglie sui motivi appunto che hanno portato a questa lite furibonda. Si stanno proseguendo gli accertamenti, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area in cui si è verificato appunto questo grave fatto di sangue. A Rubano ora invece nel Padovano, dove c'è stato l'incendio in un condominio che fortunatamente non ha causato dei feriti. 6 famiglie sono state evacuate da un condominio di Via dei Mille a Rubano dopo un incendio divampato sul tetto dello stabile. Nessuna persona è rimasta ferita né intossicata, ma le abitazioni confinanti con il sottotetto hanno riportato dei danni, rendendo così necessaria l'evacuazione delle famiglie in via precauzionale. L'incendio è divampato nel pomeriggio di ieri. I pompieri sono arrivati da Padova, Abano Terme e Cittadella con i volontari di Borgorico, con 7 automezzi, tra cui l'autoscala, e oltre 20 operatori. Hanno circoscritto le fiamme, evitando così un rogo generalizzato. Il fumo denso e nero ha invaso le abitazioni e gli inquilini sono riusciti ad uscire in tempo dagli alloggi. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco. E proprio i vigili del fuoco, dice l'ANSA battuta poco fa, sono al lavoro per le ricerche di un uomo di 40 anni scomparso durante un'escursione in montagna nella giornata di ieri presso la cima del Corno d'Aquilio nel comune di Sant'Anna di Alfaedo nel Veronese. Impegnata sul posto l'unità di comando locale di Verona con esperti in topografia applicata al soccorso, unità cinofile e droni con speciali apparecchiature in grado di individuare
individuare la posizione di un telefono cellulare. Sul posto anche il soccorso alpino, i volontari della protezione civile. Le ricerche però al momento stanno dando esito negativo. Questa è la notizia che ci arriva dal Veronese, con un escursionista disperso e purtroppo con la nuova ondata di maltempo che sta sopraggiungendo e che rende la situazione ancora più complicata. Ora parliamo invece di una rapina di un telefono in via Vigonovese, siamo a Padova. Arrestato un 24enne nigeriano, mentre era in centro un anziano è stato derubato dell'orologio. Aggredito in via Vigonovese per sottrargli il telefono. È successo ieri a Padova, dove un 24enne nigeriano, residente a Vigonovo e già noto alle forze dell'ordine, ha sottratto il telefono cellulare ad un uomo per poi darsi alla fuga. L'aggredito, chiedendo aiuto a un passante, ha contattato i carabinieri che, giunti sul posto e grazie alla descrizione fornita, sono riusciti a rintracciare il giovane africano in fuga. Il telefono è stato ritrovato e il 24enne è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Il cellulare è stato restituito al proprietario. Scipio di orologio in centro a Padova invece, in via Vescovado, un ottantenne è stato avvicinato da una giovane che con fare esuberante chiedeva indicazioni per il comune. Mentre l'anziano spiegava come raggiungere Palazzo Moroni, la ragazza con scaltrezza gli ha sfilato dal polso un prestigioso orologio. L'uomo si è accorto di essere stato derubato solo dopo essere ritornato a casa. Sul fatto indagano le forze dell'ordine che stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona. Altra notizia di poco fa, i carabinieri di Portogruaro hanno eseguito nelle aree del Veneziano e del Trevigiano 29 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Treviso e dalla Procura dei minori di Venezia nell'ambito di un'inchiesta antidroga, in particolare per il contrasto dello spaccio di stupefacenti sul litorale veneziano avviata a Caorle. L'intervento ha portato all'arresto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di 3 trevigiani di appena 19, 21 e 25 anni. Sono stati trovati e sequestrati 53 grammi di cocaina, 240 di hashish, materiale vario per il confezionamento delle dosi e denaro in contanti. L'operazione è stata eseguita in collaborazione per la fase operativa con i carabinieri di Venezia e Treviso e col supporto delle unità cinofile del nucleo di Torreglia nel Padovano e della stazione carabinieri del 51esimo stormo dell'aeronautica militare di Istrana. Quindi un altro colpo allo spaccio sul litorale tra giovanissimi che sappiamo essere davvero una piaga ormai. Nel Vicentino ora con gli scontri dopo la partita Vicenza-Padova che hanno portato all'emissione di 7 DASPO. Pugno di ferro verso i tifosi che domenica, poco distante dallo Stadio Menti, dopo il derby veneto di Serie C tra LR Vicenza e Padova, hanno lanciato sassi contro un autobus su cui viaggiavano i supporter biancoscudati, ferendone uno. Il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha firmato 7 DASPO per 3 anni. 4 tifosi, destinatari del provvedimento, secondo le indagini della Digos, farebbero parte di un gruppo organizzato di ultras della Reggiana, tifoseria gemellata con quella del Vicenza, e potrebbero essere arrivati appositamente dall'Emilia per tendere l'agguato ai supporter padovani dopo la conclusione della partita. Gli altri 3 tifosi invece sono biancorossi, ma nessuno di loro abita in città. Per questo motivo il questore ha emesso per tutti e 7 anche un foglio di via dal comune di Vicenza per 3 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'aggressione avrebbero preso parte circa 25 personaggi. Una parte di loro potrebbero essere identificati nei prossimi giorni. Nella serata di Halloween un po' in tutto il territorio, in particolare nei centri urbani, ci sono stati intensi controlli da parte delle forze dell'ordine. Sempre da Vicenza ci arriva la notizia che questi stessi controlli hanno portato all'arresto di un uomo, un ladro recidivo, che è stato bloccato da un passante. Arrestato un 34enne cittadino italiano pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Gli agenti delle volanti sono intervenuti nella giornata di controlli in occasione della festa di Halloween in via Sella, dove una persona aveva inseguito e bloccato l'autore di un furto di portafogli avvenuto poco prima ai danni di una donna.
L'uomo, con le stesse modalità con le quali aveva rubato un portafoglio il giorno prima, era arrivato alle spalle della vittima, che aveva riposto il suo borsello nel cestino della bicicletta e con una mossa fulminea era riuscito ad impossessarsene, dandosi poi alla fuga. Un cittadino nigeriano che in quel momento passava di lì, allarmato dalle grida della donna, si è messo ad inseguire il malfattore ed è riuscito a bloccarlo in via Mercato Nuovo, dove è arrivata una pattuglia delle volanti. L'uomo è stato tratto in arresto. Ci sono stati appunto anche furti nella serata di Halloween. Qui siamo sulla home page del Mattino di Padova, vedete le immagini di una porta forzata, escono per Halloween, i ladri svuotano la casa, spariti gioielli e contanti per 5.000 euro a Vigonza, 3 alloggi svaligiati a Villanova, 2 portafogli rubati a Campodarsego, per cui questo nel Padovano, ma il tema purtroppo ha riguardato un po' tutto il territorio. Andiamo infatti a Camalò di Povegliano, siamo nella Marca trevigiana, dove i ladri hanno tentato di entrare in un'abitazione che era stata razziata esattamente un anno fa e sempre, pensate, la notte di Halloween, e che per questo aveva installato delle telecamere di videosorveglianza. I ladri, raccontano i residenti che hanno cercato di fermarli, avevano addirittura con sé un macete. Abbiamo prima inseguiti un po' e abbiamo, per un pezzo li abbiamo proprio corso dietro, però dopo sono scappati. Sì. Avevano un'arma? Avevano un macete, un coltello grande così in mano e... Ci hanno provato a prenderli i ladri che ieri sera alle 20 si sono introdotti in questa abitazione in via Marmolada a Camalò di Povegliano. Erano in 3, racconta chi è intervenuto incappucciati. Il primo si è dileguato subito, gli altri 2 rincorsi sono spariti tra i campi. Sono passati da qui, dal retro delle bifamiliari, entrando nel giardino di una casa ora disabitata per puntare poi all'obiettivo, l'abitazione al centro, razziata esattamente un anno fa, proprio nella notte di Halloween. La famiglia residente qui ieri sera era dai parenti di fronte per festeggiare il compleanno della nipote più piccola. Chi ha visto per primo i ladri arrivare è stato un residente al primo piano della palazzina di fronte. Con una torcia ha cercato di spaventarli. Una manciata di secondi, racconta, e i ladri erano dentro casa. È gente che sa, che conosce anche la casa, siccome non è la prima volta che passano da loro, è quella casa là in mezzo. Allora adesso loro vivono con la paura, ma tutti adesso viviamo con paura, anche perché hanno detto che avevano un macete così in mano, quindi ci sono i video, hanno fatto vedere il video i vicini là. Il macete ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate proprio dopo l'ultimo furto di un anno fa. Telecamere che i ladri hanno poco dopo oscurato. La zona è presidiata dal controllo di vicinato che ieri sera con il tam tam tra le famiglie ha funzionato. Sul tentato furto ora indagano i carabinieri. Restano però i danni ai serramenti e la paura che c'è tra i residenti. Brutto, perché io sono abituata ad andare via lasciando anche aperto. Io non chiudo, se vado via mezz'ora non sto a chiudere, lascio tutto aperto. Adesso mi dispiace perché questa cosa qua mi fa mettere un po' di più ansia. La situazione qua è un po' delicata, diciamo. Non dormi più la sera perché ti c'ha paura e qualsiasi rumore dopo ti svegli, anche un tombino della strada ti svegli. E dunque anche nella Marca trevigiana c'è stato un raid di furti che sappiamo tutti sono disgraziatamente in aumento quando comincia a far buio presto, quando c'è il cambio dell'ora, quando ci sono ponti in cui magari le persone sono assenti da casa. Da Conegliano a Volpago, da Ponzano a Roncade, da Preganziol a Mogliano si sono verificati dei casi. Bande di ladri in azione soprattutto nella notte, lo abbiamo detto, di Halloween, con massima attenzione da parte delle forze dell'ordine, che però non arrivano naturalmente dappertutto. Furti in abitazioni, nei ristoranti, nei negozi. Un fenomeno in continua crescita che allarma e preoccupa. Colpi a raffica di bande senza scrupoli. Non importa se i proprietari siano all'interno o meno. I ladri fanno irruzione. Questo periodo poi, che si avvicina sempre più alle festività natalizie, di certo non aiuta. L'attenzione da parte dei carabinieri è massima. H24, le pattuglie dell'Arma girano nel territorio. La notte scorsa è stata difficile sul fronte dei furti.
furti. Ci sono stati svariati episodi, però è il periodo che veramente richiede la nostra massima attenzione, perché anche così negli anni scorsi questi periodi appunto che sono immediatamente successivi al cambio dell'ora e quindi a un accorciamento delle giornate, al fatto che per forza di cose insomma i cittadini debbano magari assentarsi da casa anche quando ormai è buio e quindi l'oscurità, e quindi diciamo così che sicuramente facilita le azioni di questi malviventi. Ripeto, l'impegno dell'Arma e delle altre forze dell'ordine è sicuramente massimo. È fondamentale, spiega il tenente colonnello Turrini, la collaborazione dei cittadini. Ciò che mi sento di dire oggi è veramente quello di fare un appello a tutti i nostri trevigiani, a tutti i residenti nella provincia, per segnalare veramente ogni dato, ogni informazione di cui appunto vengano in possesso. L'autovettura sospetta, l'aggirarsi di soggetti che usualmente non si vedono nel nostro quartiere, un numero di targa, sono informazioni utilissime e ogni informazione viene analizzata, poi sta a noi appunto verificarla, però ecco, di farlo senza timore. Una segnalazione fatta in maniera tempestiva potrebbe permettere di bloccare un furto in abitazione o in un locale. Intanto nelle ultime ore molte segnalazioni di irruzioni un po' ovunque nella Marca: Conegliano, Volpago, Roncade, Preganziol, Mogliano. I comuni hanno potenziato i sistemi di videosorveglianza, ma questo non sempre sembra scoraggiare i malviventi. Torniamo al maltempo, ci spostiamo a Vicenza con la nostra Luisa Bertini che è in diretta dal COC insieme all'assessore comunale alla protezione civile Matteo Tosetto. A Vicenza è il Bacchiglione, il sorvegliato speciale di queste ore, c'è attesa per la piena. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia dell'assessore alla protezione civile Matteo Tosetto. Come anticipavi, il Bacchiglione è il sorvegliato speciale. Già da lunedì era stato aperto il COC, il Bacchiglione aveva oltrepassato i 4 metri, è arrivato ai 4,40 metri per una piena fulminea, una piena lampo che poi insomma era tornata alla normalità. Oggi di nuovo gli occhi puntati sul Bacchiglione, sulla nuova ondata di piena. Si sa più o meno a che ora il COC è riunito anche per parlare appunto delle contromisure? Sì, noi il COC l'abbiamo tenuto aperto appunto dall'emergenza dei giorni scorsi, adesso abbiamo allargato anche agli altri enti e agli altri servizi comunali, ovviamente non solo il Bacchiglione è monitorato ma anche i fiumi minori e comprensivo anche il Retrone. La preoccupazione appunto è che si possa ripetere quello che è accaduto un paio di giorni fa e quindi ovviamente il monitoraggio è costante. Ecco, ci sono delle aree più a rischio, come vi state muovendo anche con i sacchi di sabbia? Sì, abbiamo ovviamente già dato indicazione al nostro gruppo di volontari della protezione civile di preparare i sacchi, più di 2000 ormai sono anche già pronti, ma sono ovviamente nei nostri depositi nella speranza di non doverli usare, ma se dovessero essere necessari li metteremo a disposizione della cittadinanza. Ecco, quindi a minuti la riunione del COC, intanto io restituisco a voi la linea allo studio, ovviamente se ci fossero delle novità riprenderemo la linea, grazie a voi. Certo, grazie Luisa, grazie all'assessore. Ecco, chiedo alla regia proprio di mandarci in onda queste immagini, sono quelle, lo abbiamo detto, della situazione in quel di Vicenza, quindi grande attenzione, lo avete sentito, da parte delle autorità comunali e della protezione civile per quello che sta succedendo nel capoluogo berico e quello che succederà soprattutto nelle prossime ore con la nuova ondata di maltempo che rischia di abbattersi sul nostro territorio. Allora, tra poco noi andiamo in pubblicità. Prima di andare in pubblicità, una notizia proprio di questi istanti: chiusa per colata di detriti la provinciale 2 in Alpago, in località Schiucaz, tra Schiucaz e Garna. Una squadra di Veneto Strade è sul posto. Ci fa sapere la collega Tiziana Bolognani dalla redazione di Belluno, per rimuovere il materiale, con riapertura prevista per le 15, salvo imprevisti, perché appunto non sappiamo come si evolverà questa giornata, in cui, lo abbiamo sentito prima, sono previsti nella serata e nella notte 20 fino a 130 km orari e precipitazioni molto consistenti, quindi davvero cautela da parte di tutti. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3, incentrata in buona parte sul maltempo in questa giornata di attesa in cui si sta aspettando di vedere quali saranno le conseguenze della nuova ondata di maltempo che si sta per abbattere sulla nostra regione. Piove già dal mattino, nel tardo pomeriggio, serata e poi nella nottata sono previste, lo abbiamo detto, raffiche di vento fino a 130 km/h. Precipitazioni consistenti, ci sono sindaci come quella di Feltre che stanno prendendo già provvedimenti per chiedere alla popolazione di circolare il meno possibile nelle ore pomeridiane e serali perché appunto i rischi in questo senso aumentano. C'è anche purtroppo dell'altra cronaca da riferirvi, andiamo sull'home page della Tribuna di Treviso con la morte nel tardo pomeriggio di ieri a San Fior nell'Alta Marca trevigiana di un ragazzo di appena 18 anni. Daniele Gnoffo ha perso il controllo della moto che un amico gli aveva prestato ed è finito contro un cancello morendo di fatto sul posto. Sull'incidente c'è l'ombra delle gare, delle sfide di impennate tra questi ragazzi giovanissimi, tutte naturalmente da verificare, tutte da provare, ma tant'è, questo ragazzo di 18 anni purtroppo in questo incidente ha perso la vita. E ieri è stata anche la giornata di lutto nella Marca trevigiana per l'improvvisa scomparsa di Don Davide Schiavon, direttore della Caritas. Fatale un arresto cardiaco nel suo letto a soli 54 anni, doveva celebrare la messa ieri mattina, non si è presentato, allarmati gli amici, i colleghi sono andati a vedere cos'era successo e l'hanno trovato purtroppo senza vita. Un lutto davvero che colpisce tutti, l'improvvisa morte di Don Davide, il prete degli ultimi è stato detto, perché è sempre stato dalla parte di chi aveva bisogno. Sentiamo il servizio. Davide era un uomo buono, intelligente, capace, un buon prete, era il direttore della Caritas di Treviso ed era anima e corpo in questa sua missione, sempre svolto con questa compresenza di bontà, fermezza, intelligenza e penso anche per il poco tempo che sono qui posso davvero dire un amico. Una notizia che lascia sgomenti di quelle cui risulta difficile credere, che ha gettato nella disperazione l'intera comunità ecclesiale. Questa mattina Don Davide Schiavon, per anni anima e direttore della Caritas trevigiana, si è spento nel letto della casa di Via Venier, quel luogo di ascolto e carità che con forza e dedizione ha contribuito ad erigere per la città. Lo aspettavano per celebrare messa a San Pio X, ma in chiesa non è mai arrivato e così Don Adelino è venuto qui a cercarlo. Sono venuto a cercarlo alla Caritas e dopo aver fatto una serie di peripezie sono entrato e l'ho trovato così. Per me era già morto, poi ho chiamato i medici e mi hanno confermato. Ieri avevamo pranzato assieme ed era serenissimo. E sono questi i numeri a celebrare Don Davide, l'accoglienza ai bisognosi per i quali c'era sempre in Caritas una doccia calda e un pasto, un letto all'occorrenza, le lacrime e gli abbracci dei suoi fedelissimi, operatori e ragazzi che in Caritas a fianco di Don Davide realizzavano la missione di essere ambasciatori dell'amore di Dio. Salito al cielo nel giorno dei santi, si sente dire tra il viavai di persone, sì, perché lui era un santo. Nominato Trevigiano dell'anno, Don Davide era originario della parrocchia del Duomo di San Donà. Con il progetto Penelope aveva dato sostegno agli imprenditori in difficoltà per cercare con loro delle soluzioni e dare loro nuove prospettive di vita, vicino agli immigrati, ai senza tetto, a tutti. Impegnato contro l'emergenza sfratti, preoccupato per le nuove fragilità della società contemporanea,
Così parlava dei poveri. Non solo per condividere il cibo, ma anche con il condividere il desiderio che da queste maglie della povertà, ecco, insieme si esce, insieme si cammina e insieme soprattutto, ecco, dalle persone che sono in difficoltà, che sono povere, si può imparare molto. Il 26 marzo di quest'anno con i suoi ragazzi aveva inaugurato Casa Giauo, uno spazio in cui poter stare, sostare, indagare desideri e bisogni dei giovani, un progetto che ora toccherà ai suoi portare avanti. La fede per chi ce l'ha non dà i superpoteri e non toglie il dolore, dà però una prospettiva diversa, ma quella ci sostiene anche adesso e quella ci dice di starci accanto e di volerci bene. Questa purtroppo la vicenda di cui vi abbiamo dovuto dar conto in queste ultime ore, che ha colpito davvero tutta la città di Treviso e non solo. Allora torniamo sul maltempo, perché abbiamo in collegamento, lo saluto e lo ringrazio in diretta, Daniele Dallanese, sindaco di Isenson di Piave. Buongiorno sindaco, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei della disponibilità, sindaco, perché nell'intento questo invito doveva servire a ricordare l'anniversario sempre molto vivo nella memoria di voi zensonesi della grande alluvione del 4 novembre del 66 che ha davvero devastato il vostro territorio. Purtroppo ci troviamo a farlo in una situazione ancora di attesa e in qualche modo di emergenza, perché le previsioni del tempo non sono affatto buone e naturalmente anche i comuni rivieraschi si preparano per l'ennesima volta a una situazione che può essere rischiosa. Sindaco, aspetti che prima di cominciare il discorso con lei vedo, a proposito di sindaci o vice sindaci in questo caso, in prima linea la nostra Valentina Visentini in diretta con il vice sindaco di Padova Michalizzi. Vediamo se ci sente Valentina per il collegamento. Vedo che sta parlando con il vice sindaco, ma forse non ci sente. Valentina, buongiorno. Sì, Eccola. ci siamo. Vai, ci siamo, vi Valentina, sentiamo dici adesso, qual è riusciamo a punto? sentirvi. Allora, noi ci troviamo sull'argine del fiume Bacchiglione, alle porte di Padova, nel punto in cui il fiume confluisce con il canale scaricatore, un'opera fondamentale proprio perché serve a scaricare l'acqua poi verso la laguna. Nei giorni scorsi il ponte che vedete alle mie spalle, il ponte dei Cavai, è stato chiuso per controllare e regolamentare invece la portata di acqua nei canali cittadini lungo il braccio maestro del Bacchiglione. Qui con me c'è il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, che sta monitorando costantemente la situazione. Come sta andando? Anche perché ricordavamo pochi minuti fa, esattamente 13 anni fa, eravamo in questo punto nei giorni dell'alluvione, perché proprio da questo punto si controlla l'andamento del fiume Bacchiglione. Sì, esatto, era il 2 novembre del 2010 ed è stato l'episodio, l'ultimo più forte, insomma. Sarà un anniversario benaugurante, insomma, non vogliamo arrivare a quelle situazioni. La situazione oggi è questa: noi abbiamo già gestito i giorni scorsi una situazione di piena, un passaggio della piena, un transito della piena proprio sul punto in cui siamo adesso, una piena che non ha impensierito la città. La città è una città ben difesa proprio grazie al canale scaricatore che è stato costruito 150 anni fa proprio per difendere la città dalle piene del Bacchiglione. Infatti le acque del Bacchiglione non entrano più dove indicavi prima sul ponte del Bassanello, ma vengono deviate, fanno un giro della città e vengono deviate attraverso il canale scaricatore che ha grandi portate. Noi in queste ore stiamo monitorando la situazione meteo sull'arco alpino. Le piogge che cadranno nelle prossime ore sull'arco alpino saranno determinanti per capire cosa avverrà poi nelle ore e nei giorni successivi, perché le piogge che cadono per di là poi scenderanno in pianura attraverso i canali e i fiumi. A noi interessa vedere gli effetti sul fiume Bacchiglione, che transita su Padova, ha un carattere più, diciamo, torrentizio e più soggetto a piene, quindi dovremo verificare gli effetti di queste piogge sul corso del Bacchiglione, quindi sarà questo importante. Noi ci siamo
ci stiamo tenendo in contatto col Genio Civile ora dopo ora per monitorare la situazione, quindi vedremo insomma un po' come gestire la situazione che evolverà. Intanto siamo in atteggiamento difensivo, come si diceva prima, con il ponte dei Cavai chiuso e quindi l'acqua che transita per le vie esterne. Per il momento il bollettino meteo parla di un'allerta arancione per quanto riguarda la situazione del Basso Brenta a Bacchiglione, altro sorvegliato speciale qui nella provincia di Padova, l'Adige, che attraversa il territorio di Anguillara Veneta. Proprio ad Anguillara Veneta è stato aperto martedì pomeriggio il COC in accordo con provincia e regione. La piena, ci ha detto il sindaco di Anguillara, che arrivava da Verona, è passata in tarda serata, ma preoccupano ovviamente le condizioni meteo e le piogge previste per il pomeriggio. Ci sono in questo territorio di Anguillara Veneta il fenomeno dei fontanazzi che si verificano nel territorio delle campagne vicino all'argine dell'Adige. C'è un fontanazzo importante che si è aperto nella tarda serata di ieri, altri due questa mattina, uno di dimensioni più importanti. Si tratta ovviamente di fontanazzi che erano già stati mappati e quindi conosciuti, ma che sono tenuti costantemente sotto controllo. Questa è la situazione per quanto riguarda il Padovano, con appunto le previsioni meteo che danno ulteriori piogge abbondanti e forti raffiche di vento a partire dalle 15 di oggi pomeriggio. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie ad Andrea Benetti per la parte tecnica, grazie naturalmente al vice sindaco Micalizzi per il punto della situazione. Allora torniamo dal sindaco di Zenzon. Sindaco, il Bacchiglione da una parte e il Piave dall'altra, qual è la situazione vostra in questo momento? Allora, in questo momento non c'è nessun motivo di preoccupazione perché il Piave è tranquillo. Ha scaricato nelle ore scorse l'acqua della precedente emergenza, quella che si è chiusa il 31, e però come confermo anch'io dei bollettini che abbiamo di ARPA e dei bollettini della regione, ci attendiamo nel pomeriggio fino a tarda notte un'altra intensa perturbazione che scaricherà tantissima acqua probabilmente nel Bellunese e in parte anche qui da noi. Ecco, per cui starete in allerta, diciamo, no? Con massima attenzione per quello che succederà e poi soprattutto, diceva, per quello che sarà l'evoluzione con le piogge che scenderanno dalla montagna, che abbiamo visto anche nelle previsioni della regione molto molto intense. Come vi preparate a questa nottata, alle prime ore di domani mattina, Sindaco? Ma allora, il nostro gruppo di protezione civile in realtà non ha mai smesso, già dai giorni passati, di vigilare e monitorare la situazione. Siamo ovviamente presenti sul territorio, non abbiamo ancora aperto il centro operativo comunale perché attendiamo di vedere nel pomeriggio l'evoluzione per capire poi come muoverci, ma comunque siamo sempre presenti lo stesso. Speriamo che appunto anche questo evento, anche se intenso, non crei disagi e soprattutto non crei danni in primis alle persone ma anche alle strutture. Siamo presenti, stiamo verificando i dati che ci arrivano sostanzialmente ogni ora da ARPAV e speriamo insomma che anche questa volta vada nel migliore dei modi, insomma. Però siamo presenti, teniamo costantemente anche avvisate le nostre famiglie che risiedono in area golenale con un gruppo di messaggistica e quindi insomma siamo vicini anche a loro. Ecco, Sindaco, prima di proseguire chiedo con l'aiuto della regia se riusciamo a far ascoltare il messaggio del Presidente Zaia su Instagram. Vediamo se riusciamo a mandarlo in onda e soprattutto a farlo decreto sentire. per istituire l'unità di crisi, che è la realtà che si occuperà di valutare le previsioni e le misure da adottare, che ovviamente ho incaricato il mio assessore alla protezione civile Bottacin di seguire questa unità di crisi, e dico anche che oggi le previsioni sono molto chiare. Avremo un'intensificazione nelle ore pomeridiane di oggi
e verso sera e nella nottata di precipitazioni dovremmo raggiungere un totale di 130-150 mm, che vuol dire 15 cm di acqua che cadrà sul terreno per metro quadro, e dall'altro ovviamente siamo preoccupati anche del fatto che ci sarà un rinforzo dei venti e quindi raffiche che potrebbero raggiungere i 100-130 km orari. Questo soprattutto nella parte costiera del Veneto e nella pianura limitrofa. Ovviamente oggi abbiamo una previsione che ci dice che nelle ore del venerdì mattina, quindi domani mattina, nella giornata di domani, dovrebbe attenuarsi questa perturbazione, uso il condizionale, e dovrebbe abbassarsi anche la temperatura e abbassarsi anche il livello della neve in montagna. Detto questo, appello ai cittadini: evitare scantinati, evitare di frequentare zone troppo limitrofe e fossi, e poi seguire ovviamente tutte le indicazioni sui giornali, quindi i quotidiani, le TV, le radio, i nostri canali social che informano in tempo reale. Ecco, così lo ha sentito il Presidente Zaia. È un appello che condividete anche voi. Poi è interessante anche il gruppo di messaggistica per chi vive nelle aree golenali. Anche la tecnologia cerca di venire in aiuto, no, Sindaco, in queste ore. Di sicuro chi vive nei comuni rivieraschi vive una realtà peculiare, soprattutto in queste stagioni dell'anno, anche se ormai abbiamo visto che eventi estremi purtroppo capitano un po' in tutte le stagioni. Sì, concordo. In effetti le famiglie che vivono in area golenale paradossalmente sanno che questo è il periodo più critico dell'anno, però anche loro sono molto forti. Io passo anche personalmente assieme ai volontari a trovarli e ad aggiornarli, e sono molto forti perché sanno che potrebbe succedere, però diciamo continuano a vivere lo stesso nell'area golenale, perché per loro vivere in area golenale è anche convivere con la Piave. Per loro c'è un po' un rapporto strano che solo chi vive in quelle aree può capire, di amore e anche odio nei confronti della Piave. Noi cerchiamo ovviamente di stargli più vicino possibile ed aiutarli nel momento in cui, speriamo non succeda, arrivi un livello alto di acqua che ovviamente potrebbe recare danni a loro, insomma, ecco. Ecco, allora chiederei alla regia con le immagini di andare alle foto e al video che ci ha concesso gentilmente la signora Nadia Toninato di quella che è stata invece la devastazione del 4 novembre del 66. È una data che non riguarda naturalmente solo Zenzon, ma che Zenzon ha vissuto mantenendo, diciamo, questo ricordo nella mente e nei racconti di chi lo ha vissuto in prima persona, davvero per quello che fu, per la devastazione, lo vediamo, la morte degli animali, per quello che significò per gli abitanti. Quindi 4 novembre che a Zenzon non è solo festa della vittoria, festa delle forze armate, ma un ricordo. Addirittura il Presidente che arrivò nel territorio per rendersi conto di quello che il Piave aveva causato con l'esondazione in quel periodo. Sindaco. Sì, sono foto drammatiche, io ne riguardo sempre, ogni anno. Io non c'ero per motivi di età anagrafica nel 66, però i miei nonni, mio papà e i concittadini che insomma c'erano in quel momento mi raccontano sempre. Credo che insomma queste foto parlino da sole, non serve aggiungere altro. È evidente ciò che ha causato nel 66 qui da noi il Piave. Questo è il centro del comune di Zenzon di Piave. C'erano mediamente 2 metri e mezzo d'acqua, anche perché dal punto di vista geografico il nostro centro centro del paese è all'interno di due argini, il fiume, l'argine maestro della Piave, ed è questo, quello che poi ha avuto una rottura arginale, e anche quello di Argine San Marco, che è un altro argine. Quindi l'acqua si è insaccata sostanzialmente all'interno di questi 2 argini e ha creato una cassa di espansione, un'ulteriore cassa di espansione, che ha creato questi danni ingenti. Io francamente non voglio neanche pensare che possa succedere, perché altrimenti ad oggi questa sarebbe veramente una catastrofe dal punto di vista sia umano, ma anche dal punto di vista economico per le aziende e per i cittadini. Speriamo non succeda mai questo. Con Tempesta Vaia in realtà ci siamo
purtroppo avvicinati molto, e per fortuna anche in quella del frangente è andata bene, quindi speriamo insomma di non rivivere queste drammatiche immagini. Non voglio neanche pensarci. Immagino, ci abbiamo riflettuto anche nei giorni scorsi, no? Quando anche come Antenna 3 abbiamo riproposto il documentario proprio sulla tempesta Vaia e su quelle che al di là della montagna sono state le conseguenze nella zona dell'asta del Piave, del Basso Piave, dove si era temuto davvero il peggio, dove l'acqua aveva raggiunto, ce lo ricordiamo, livelli estremi a Ponte di Piave, il ponte ferroviario, il ponte stradale, però Sindaco, ecco, lei giustamente dice, adesso noi ci troviamo di fronte, no, a sicuramente un grosso lavoro che è stato fatto in questi decenni per cercare di evitare che si ripropongano situazioni di questo genere, c'è al di là delle opere idrauliche ma anche una consapevolezza, una preparazione sia grazie alle previsioni del tempo, alla protezione civile, insomma differente naturalmente da quegli anni, i mezzi in campo eccetera, però ci sono anche eventi atmosferici che rischiano di spiazzarci tante volte, no? Per cui siamo preparati fino a un certo punto probabilmente, è così? Sì, concordo. In effetti, insomma, al di là delle frasi fatte, dei luoghi comuni che il metodo è cambiato, è proprio così. Nel senso che stiamo notando che anche in questi giorni ci sono degli eventi molto più corti dal punto di vista del tempo, però molto, molto più intensi. Credo che dobbiamo ricalibrare un po' tutti i nostri piani di protezione civile, a fronte anche proprio di questi cambiamenti climatici e prepararci in effetti a degli eventi diversi da quelli che eravamo abituati. Dopo però queste cose si capiscono solo di solito, no, a posteriori, e quindi quando purtroppo succedono cose che non devono succedere. Oggi ereditiamo una pianificazione anche urbanistica un po' errata che negli anni 90 e 80 non ha mai in qualche modo previsto anche queste cose e quindi dobbiamo in qualche modo adeguarci. Non è semplice, però insomma in qualche modo la consapevolezza di pianificare almeno oggi in modo diverso l'urbanistica c'è e lo stiamo facendo, insomma. Certo, c'è una grande appunto consapevolezza da questo punto di vista a tutti i livelli, dai comuni alle province alle regioni e un pochino di più anche da parte senza dubbio dei cittadini. Sindaco Dallanese, grazie per questo collegamento, è stato gentilissimo e ci tenga aggiornati su quel che succede insomma nel territorio, infatti, sperando per il meglio. Un pomeriggio, una nottata difficile, speriamo bene, grazie. Speriamo in bene, buon lavoro Sindaco, grazie infinite. Grazie. Allora, dalla regia io chiederei a questo punto di andare in pubblicità, fare l'altro blocco di pubblicità e poi ci ritroviamo con altri ospiti, parleremo di cooperative, parleremo di scuola e nel frattempo terremo, come detto, questo faro acceso sul maltempo, sull'evoluzione della situazione e sulla cronaca. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questa giornata in cui sta purtroppo riprendendo il maltempo. Vi stiamo ribadendo tutti gli avvisi, gli appelli alla prudenza per la serata e la nottata di oggi dove è prevista un'altra perturbazione molto consistente e facendo una ricognizione del territorio per quelle che sono le misure di prevenzione che vengono messe in campo dai comuni, dalle province e dalla regione per monitorare la situazione non solo in montagna ma anche lungo le aste dei fiumi che rischiano di causare con gli alti livelli dell'acqua in questo momento delle gravi conseguenze per il territorio. Allora andiamo sul sito del Gazzettino per altra notizia di cronaca ancora, perché sapete che è in corso ormai un po' dappertutto questa guerra agli autovelox, abbattuto di nuovo col flessibile, quello sulla regionale 482 Alto Polesana, è la seconda volta. Sapete che a Cadoneghe ci sono state le prime multe annullate dai giudici di pace, ma ne sono arrivate subito altre, per cui è un fronte davvero caldo che continua a rimanere aperto. Gazzettino che ci dà contezza anche di una retromarcia troppo violenta, questa
Questo è il fatto al garage San Marco a Venezia, con il muro addirittura sfondato, una bella voragine sul muro, davvero una retromarcia piuttosto irruente. Allora, andiamo ancora alla cronaca. Nel Trevigiano, con l'aggressione a un ragazzino di appena 12 anni, appena i genitori presenteranno querela scatteranno le indagini. C'è shock davvero in città per questo caso di un ragazzino così giovane accerchiato e picchiato da alcuni coetanei. Tutto è avvenuto durante la ricreazione in una scuola media di Treviso. La vittima, un ragazzino di soli 12 anni che è stato portato in ospedale per essere medicato. A soccorrerlo alcuni insegnanti che hanno chiamato l'ambulanza del 118. Una vicenda che dovrà essere chiarita. Sono stati poi i genitori ad allertare la centrale operativa della Polizia Locale di Treviso. Che ieri in tarda mattinata i genitori di questo ragazzino hanno chiamato il comando e più precisamente la centrale operativa, denunciando questo fatto, questa sorta di aggressione, e chiedendo cosa fare. Naturalmente la centrale operativa ha spiegato che senza la presentazione di una querela presso un organo di polizia giudiziaria, quindi può essere la polizia locale come carabinieri, polizia di Stato, non si possono avviare le indagini. Spetterà alla famiglia del dodicenne valutare se presentare la querela in modo da permettere le indagini e chiarire una vicenda che ha lasciato sotto shock insegnanti e ragazzi. Piccola la vittima, della stessa età gli aggressori. Secondo la versione dei genitori, il ragazzino sarebbe stato accerchiato e picchiato. I motivi sono tutti da accertare, da chiarire anche se tra vittima ed aggressori ci siano stati in passato altri episodi violenti. Qualora la querela venisse sporta in comando a Treviso, saranno sicuramente i primi ad essere sentiti, la preside, la dirigente e naturalmente gli insegnanti, se hanno assistito a questo fatto sicuramente di una certa gravità. Verranno anche ascoltati i ragazzini, ovviamente, spiega il comandante, vista l'età giovanissima in un ambiente protetto. È un fatto che sicuramente preoccupa, perché già preoccupano le risse quando avvengono in area pubblica, in strada. Figuriamoci quando le risse iniziano, adesso vedremo se è effettivamente una rissa o una semplice colluttazione tra due ragazzi, quando avviene in un ambiente vigilato come la scuola, dove è naturalmente una palestra di vita, una palestra di educazione. Altra notizia battuta dall'ANSA poco fa relativa al maltempo. In considerazione del ridotto in questo momento livello di portata dell'Adige, a Verona si è reso necessario chiudere il traffico veicolare e pedonale e il Ponte Nuovo per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere alcuni tronchi incastrati sotto l'impalcatura. Al momento l'Adige è a quota 0,01 sullo zero idrometrico. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro le 13:30, verrà aperta la ZTL. Questo ci fanno sapere dal comune di Verona. Anche lì l'Adige sappiamo che ha scaricato molta acqua e ha portato giù in pianura molti detriti e tronchi, come abbiamo sentito. Allora, andiamo adesso, abbiamo appena dato una notizia che riguardava anche un giovanissimo alunno di una scuola. Le notizie dalle scuole fortunatamente sono tante, quelle anche positive. C'è una festa che attende l'Istituto Riccati di Treviso in questo fine settimana, perché si festeggeranno i 100 anni della sede storica dell'istituto in Piazza Vittoria. Allora, vedo collegata, e la ringrazio, la dirigente dell'Istituto Riccati Luzzati, Francesca Mondin. Buongiorno preside, ben trovata. Buongiorno a lei. Che vedo in compagnia, a quanto ho capito, del referente di questo, insomma, del progetto che avete legato a questo anniversario, è così? C'è con me infatti il professor Zaia Paolo, che è referente del progetto dei 100 anni, diciamo così, dell'edificio Riccati, che è un edificio storico di Treviso, che ha una posizione peraltro centrale all'interno del centro storico trevigiano, perché affaccia su Piazza della Vittoria. Si tratta di come posso dire, una raccolta di informazioni su questo edificio, che ci ha portato poi a parlarne alla cittadinanza, alla nostra, come si dice, alla nostra utenza, per la valenza storica fondamentale dell'edificio stesso. L'Istituto Riccati ha festeggiato pochi anni fa i 150 anni dell'istituzione scolastica,
Quest'anno invece andiamo a celebrare i 100 anni dell'istituto, che appunto dopo 50 anni di storia circa più o meno dell'istituzione ci ha visto come sede, ha visto appunto l'edificio dell'Istituto Riccati come sede principale iniziale di questo appunto di questa istituzione, di cui vedete qualche foto storica. Esatto, Preside, abbiamo visto anche la locandina, perché non so se in questo voglia passare appunto la parola al professor Zaia, c'è un pomeriggio di eventi, diciamo, sabato, con anche tutta una serie di riflessioni su questi 100 anni, sulla la presenza, l'ha citata lei, di questo istituto in pieno centro storico. Non sono più moltissime le scuole superiori che hanno sede proprio in centro storico, mi viene in mente il liceo artistico piuttosto che il Canova, il Duca degli Abruzzi, che sono poco lontano, però sono rimaste in pochi. Poi ci sono poli scolastici esterni, no? Come quelli di Viale Europa, eccetera. È appunto sicuramente una caratteristica quella di essere in centro città, si vivono anche le dinamiche del centro città, quella che è stata la trasformazione e che sarà più avanti di Piazza Vittoria, e poi c'è anche questa data, il 1923, che coincide anche con la riforma Gentile, quindi c'è questa concomitanza su cui rifletterete, è così? Esatto, abbiamo fatto questo evento, abbiamo organizzato questo evento che si articola in due momenti, uno la mattina e uno il pomeriggio. È un evento ovviamente a numero chiuso e invito, perché gli spazi sono quello che sono, ma che ci permetterà di approfondire che cosa c'era prima di questo edificio nella piazza e cosa invece con appunto l'11 di novembre del 1923 è stato inaugurato quale edificio, come l'edificio attuale, e quindi tutta la storia che ha portato all'edificio stesso. E poi anche si rifletterà su questa cosa della riforma Gentile, sul passaggio anche diciamo storico di cambiamenti che ha subito l'istituto stesso. Ma qua sì, passo la parola al professor Zaia, che magari vi dice qualcosa di interessante da questo punto di vista. Sì, il pomeriggio di sabato 11 è un pomeriggio dedicato all'approfondimento di solo alcuni dei temi di grande interesse che possono emergere dallo studio del nostro archivio storico, ma anche, e qui colgo l'occasione anche per ringraziare il Comune e Provincia, degli archivi storici appunto del Comune e della Provincia, perché la nostra scuola, la storia della nostra scuola è fortemente legata con questi due enti. Noi avremo occasione quindi di parlare di ciò che c'era prima in quest'area di Treviso, quindi la ex chiesa del Gesù, che però già nell'Ottocento era diventata prima caserma Zambeccari, poi insomma aveva avuto altre destinazioni, e che fu demolita per fare spazio alla nuova sede del Riccati, quindi con una decisione che in città ebbe anche, suscitò anche polemiche. Poi un approfondimento dell'iter che ha portato prima alla decisione di costruire l'edificio e poi alla progettazione e alla realizzazione nel 23. Anche questo è molto interessante, anche perché poi si vede come i problemi delle scuole siano spesso molto simili nonostante il passare del tempo, perché di fatto è una esigenza di spazi, di locali, sia per gli alunni che gli studenti che cominciavano a essere sempre di più, perché era l'istituto tecnico della provincia, quindi di fatto attirava un gran numero di studenti, sia per appunto poter ospitare quelle che venivano chiamate le aule speciali, quindi i laboratori. Sarà l'occasione anche di vedere la collezione di strumenti per lo studio della fisica, molto importante, che è ospitata qui ancora nel nostro istituto. Il terzo intervento riguarderà, come si diceva prima, l'impatto che ebbe la riforma Gentile nel nostro istituto. Ricordo solo una cosa: la riforma Gentile comporta l'abolizione all'interno del nostro istituto tecnico di quella che veniva chiamata la sezione fisico-matematica, e cioè l'unico percorso di studi superiori che poi poteva portare all'iscrizione ai corsi di laurea in fisica
fisica, in matematica, in scienze, prima dell'istituzione del liceo scientifico. Anche questa storia è particolarmente interessante e quindi è anche un modo di legare un edificio fisicamente nato in quel momento a un passaggio del nostro ordinamento e della nostra storia molto significativo. Ci sarà poi modo anche di riflettere sugli ulteriori ampliamenti che la scuola ha avuto rispetto alla sua struttura originale. Ricordo solo quello molto importante del 1936, cioè la costruzione dell'aula magna, che non c'era nell'edificio originale, ed è, vedremo in quell'occasione sabato, parleremo anche di questo, delle ragioni che comportarono la decisione di costruire quest'aula magna, che sono molto legate al momento storico in cui fu fatto, cioè il regime fascista, che voleva uno spazio dove radunare tutti gli alunni per poter svolgere attività, eventi che molto spesso erano legati alla propaganda di regime, ma comunque per fortuna c'è ancora questa aula magna. Quindi il tema è questo, cercare di legare la grande storia, quella che i ragazzi studiano nei manuali, alla storia della loro scuola. Per questo abbiamo anche attivato da un paio d'anni un laboratorio di ricerca storica all'interno del nostro istituto, che ha la fortuna appunto di poter avere materiali di grande interesse, di primissima importanza, con cui i ragazzi possono confrontarsi, e questo ha una ricaduta didattica rilevante. Certamente, quindi tantissimi spunti davvero. Allora, dottoressa Mondin, come state coinvolgendo i ragazzi in questo anniversario? Si sentono un po' in qualche modo anche responsabilizzati del fatto di essere gli allievi del centenario in qualche maniera? Sì, i ragazzi sono fondamentali, loro ci aiuteranno anche il giorno stesso dell'evento. Ci sono, come diceva il professor Zaia, i ragazzi che si interfacciano all'interno del laboratorio dell'archivio storico. Ci saranno i ragazzi che, anche se non è una loro peculiarità di studio, faranno da steward e da hostess durante l'evento del pomeriggio. La mattina invece ci sarà un evento proprio per loro, dedicato a loro, proprio per renderli partecipi di quello che sta accadendo, eccetera. Importantissimo, poi ci teniamo a sottolineare, è che in questo evento ci siamo visti accompagnati anche dagli studenti e dai docenti, nonché dal dirigente, che ringrazio, dell'Alberini, che al termine appunto delle attività così di conferenza ci aiuteranno a festeggiare con una bicchierata. Allora ci saranno proprio gli studenti dell'Istituto Alberini che prepareranno per noi un rinfresco, insomma, ecco, questa, come posso dire, connubio tra forze diverse, di istituti diversi, per noi è importantissimo. E quindi ci teniamo anche particolarmente, perché in tutto questo quello che ci interessa è che gli studenti siano protagonisti e che gli studenti acquisiscano dalle informazioni che gli possiamo dare appunto questo senso di appartenenza alla scuola, al territorio, alla città. Insomma, per noi è un valore aggiunto importante. Benissimo, allora io vi ringrazio moltissimo di queste anticipazioni, ci sarà modo di parlarne nuovamente da qui all'11 di novembre e naturalmente di dare conto di quella che sarà questa bella giornata di festa. Grazie ancora a Francesca Mondin, dirigente dell'Istituto Riccati Luzzati, e al professor Paolo Zaia, che sta seguendo, abbiamo visto anche con tanta partecipazione questo evento, questo appuntamento. Grazie ancora a voi. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, grazie per questa finestra. Allora, vediamo se dalla regia mi mettono in collegamento con il presidente invece di Confcooperative Belluno Treviso, Lorenzo Bruniera, storico presidente della latteria di Soligo. Eccolo qua. Buongiorno presidente, ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccolo qua collegato. Allora Presidente, una finestra con voi di Confcooperative, perché? Perché oggi parte la prima accademia di cooperazione, è vero, con il primo appuntamento in quel di Villorba, e parliamo di questa realtà perché Confcooperative si mette in campo per la formazione professionale in un ambito in cui magari era importante riempire in qualche modo anche un vuoto. In questo è così?
Sì, è perfettamente così e noi dobbiamo ringraziare l'idea che ha avuto il mio predecessore, che purtroppo, lo ricordiamo, da un anno dalla sua morte poco più, Valerio Cescon. Il dottor Valerio Cescon, persona sicuramente illuminata, vorrei dire chiamarlo il padre anche del Prosecco del nostro territorio, della Prosecco Doc, perché è stato sicuramente una delle persone più influenti e più capaci per guidare il nostro consorzio. Per quanto riguarda il mondo della cooperazione, il mondo della cooperazione ne ha una necessità e un bisogno di portare avanti le idee che il dottor Cescon ha avuto in questi anni, di formare quelli che sono gli amministratori. Il mondo della cooperazione parte molto da distante, partiamo da 150-140 anni di storia neanche la latteria di Sorigo, ma in quegli anni di miseria e di povertà qualche persona illuminata come Toniolo, Schirati ed altri mettevano assieme gli agricoltori per cercare di migliorare la propria vita e naturalmente migliorare i prodotti, perché non sapevano quando i bambini morivano o avevano delle malattie da che cosa derivavano. Di tutto questo strada ce n'è stata fatta tantissima, però il mondo sta cambiando in una maniera talmente veloce e la necessità che il mondo della cooperazione si rigeneri, porti qualcosa di nuovo, ma non solo qualcosa, porti veramente idee, bisogna formare i cooperatori. Oggi abbiamo capito e si capisce benissimo che se una cooperativa non riesce ad avere un consiglio di amministrazione, un presidente capace di dare le giuste direzioni ai propri direttori, le cose si fanno difficili. Infatti nei tempi abbiamo avuto qualche problema nel mondo della cooperazione, qualche critica anche su questo. Oggi sempre meno, grazie a Dio, sempre persone più preparate su questo, ed ecco che ormai da qualche anno si sta portando avanti questi corsi di formazione che sono necessari per formare, perché sia la legislazione diventa sempre più complicata e li abbiamo divisi in 9 incontri con dei professori specifici in maniera che si possa dare una infarinatura. Poi chi vorrà andare avanti non lo può continuare in altri momenti, ma una infarinatura di che cosa vuol dire amministrare una cooperativa, le responsabilità che ha un amministratore, ma anche il successo che può avere se un amministratore è preparato. È questo che tentiamo di portare avanti e portiamo avanti proprio per quello che Cescon ha visto nel tempo e la necessità. Perciò consolidare le capacità manageriali dei nostri soci, di riuscire a diffondere le capacità di analisi dei mercati e del business che stiamo facendo, se vogliamo parlare di latte, se vogliamo parlare di vino, ma il problema sta anche nelle sociali. Le sociali devono crescere sempre di più, devono diventare sempre più preparate e professionali quando gli chiedono naturalmente dei servizi. È questo che vogliamo portare avanti, è questo che vogliamo fare all'interno del nostro mondo. È necessario, abbiamo visto anche, qui si vede anche il dottor Cescon, abbiamo visto una grande partecipazione che non ci aspettavamo che fosse così partecipata da persone che riescono sempre di più di capire che la cooperazione non è un qualche cosa, porto lì il mio prodotto o mi servo perché sono nella disperazione, ma è veramente un'azienda capace di dare al territorio servizi, di dare al territorio per quanto riguarda anche benessere, per quanto riguarda le capacità di eccellenze di prodotti, ed è questo che vogliamo fare e che vogliamo portare avanti. Il mondo della cooperazione, quando ho accennato prima che si parte da 150 anni fa, parliamo di banche anche che sono partite in quegli anni, ma perché le banche sono nate? Perché c'era l'usura che faceva fallire le piccole aziendine e quelli che avevano bisogno di denaro. Ecco la partenza delle banche di credito cooperativo, e tutt'oggi sono nel territorio e danno un forte aiuto al territorio, perché quello che poi guadagnano lo ritornano anche a reinvestire sul territorio. Ecco l'azione della cooperazione e la capacità della cooperazione. Io vorrei dire che
negli ultimi anni il mondo della cooperazione è riuscito a non solo migliorare la qualità dei prodotti, ma ad avere veramente delle eccellenze su tutto questo. E questo è lo sforzo che stiamo facendo, ringraziando anche quelli che sono i nostri collaboratori all'interno, che sono veramente bravi e motivati per portare avanti questo. Senta Presidente, allora lei diceva percorsi di formazione destinati a soci, dirigenti, aspiranti cooperatori, anche abbiamo visto che c'è una scuola amministratori. Quali sono gli ambiti principali in cui operano queste cooperative, Presidente? Siamo nell'ambito magari agricolo, vitivinicolo? Gli ambiti sono a tutto tondo, perché abbiamo il vitivinicolo molto motivato e rappresentato, perché come Valerio Geston mi ha sempre detto, che eravamo grandi amici, bisogna difendere questo prodotto, e questo prodotto va difeso e non è che debba essere lasciato tanto va da solo. E il mondo della cooperazione è quello che oggi lo sta difendendo nel modo più forte, perché se tornassi indietro di un po' di anni, specialmente appena dopoguerra, se non fossero nate le cooperative vitivinicole, la gente prendeva l'uva, non l'avrebbe neanche raccolta dalle viti. Poi c'è il mondo lattiero-caseario, naturalmente c'è il mondo delle sociali, sia le cooperative di tipo A sia le cooperative di tipo B, che danno servizi nel territorio. Io credo che questa rappresentanza che oggi abbiamo sia proprio a tutto tondo, e abbiamo anche i docenti che sono veramente preparati per dare una prima infarinatura di questo nostro mondo, perché lo ripetiamo tutti gli anni, ma possiamo anche passare a delle formazioni di secondo livello. Esatto, poi il 22 di novembre leggo, Presidente, che prenderà il via invece l'officina delle hard skill dedicata a un tema attualissimo e vitale per le cooperative, che è la progettazione europea, perché non basta naturalmente raffrontarsi col territorio e così, ma soprattutto anche con l'Europa di questi tempi. Credo che sia indispensabile. Oggi ormai non si sta più parlando, siamo usciti dai territori, dalle nicchie, e questo il mondo della cooperazione lo deve anche capire, e bisogna spiegarlo, basta campanili. Oggi dobbiamo guardare a delle aziende funzionali. Oggi siamo provinciali, siamo regionali, ma l'input più grande è quello dell'Europa. È l'Europa che difende il Made in Italy nel mondo, e in questo momento delle problematiche anche con l'Australia per quanto riguarda il prosecco, e difendere il nome perché non accettano la DOC del prosecco. La strada da fare è veramente tanta, ma solo uniti e andando avanti su una strada tutti compatti si riesce a portare dei risultati e della difesa di quello che è non solo la cooperazione, ma i nostri territori, le nostre eccellenze che abbiamo, perché noi dobbiamo difendere eccellenza e territorio. Certamente, quindi allora si è partiti oggi e poi si proseguirà fino a quando con questi corsi, e immaginiamo che con questo avvio stiate riflettendo anche sul fatto di renderli permanenti negli anni, insomma strutturali in qualche modo. Su questo senza ombra di dubbio, perché questa sarà un'accademia che abbiamo intitolata al dottor Valerio Geston, e questo continuerà proprio perché è la sua lungimiranza che ha portato avanti questo. Adesso ci sono 9 incontri, l'ultimo incontro sarà il 12 di gennaio del 2024, che chiuderà il corso che abbiamo fatto. Però questa mattina che abbiamo aperto questo corso ho visto veramente grande interesse e persone di alto livello che si sono iscritte a questo corso. Questo vuol dire la volontà, la capacità di entrare anche e capire il mondo della cooperazione, che il mondo della cooperazione non è un privato, il mondo della cooperazione è riuscire a stare assieme, mettersi insieme, dialogare, essere e fare un percorso assieme, perché questa è una famiglia sostanzialmente allargata, ma è una famiglia, e solo nel dialogo e nella comprensione si può portare a questo, senza tralasciare che senza capacità non si va da nessuna parte, senza lungimiranza non si va da nessuna parte. Questo è il dottor Cescon. Certamente, Presidente Bruniera, grazie infinite. Forse ecco, ci sono le parole che vanno e vengono, noi abbiamo
Il tempo ormai è terminato, allora io ringrazio Lorenzo Bruniera, che è presidente in questa veste di Confcooperative Belluno e Treviso, per aver presentato quella che è l'attività che comincia proprio oggi, giovedì 2 novembre, a Villorba, di questa Accademia di Cooperazione. Allora vedo che dalla regia mi fanno cenno che il tempo a nostra disposizione è terminato. Allora vi ricordo naturalmente l'appuntamento con i telegiornali di questa sera per tutti gli aggiornamenti su quello che sarà l'evoluzione del maltempo. Purtroppo nella nostra regione abbiamo dato in questa ora e mezza un ampio spettro di ricognizione di quella che è in questo momento la situazione e quelle che sono le iniziative intraprese per tenerla sotto controllo. Tra poco ci saranno come sempre le previsioni del tempo. Vi ricordo dalle 13:30 l'appuntamento con il cinema, con il film Into the White, Prigionieri del ghiaccio, di Peter Ness, ambientato durante la seconda guerra mondiale, quindi avventura in questo film dalle 13:30 su Antenna 3. Ringrazio Alessandro Granziera e Alberto Piovesan in regia. Appuntamento come detto ai telegiornali di questa sera. A tutti un buon pomeriggio, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il maltempo caratterizzerà anche il ponte di Ognissanti e il 2 novembre per proseguire anche successivamente. Vediamo intanto il dettaglio di giovedì. Sul Veneto tempo come detto perturbato, con cielo piuttosto nuvoloso. Avremo precipitazioni intermittenti al mattino, più diffuse e più consistenti nel corso del pomeriggio sera, con rovesci e locali temporali. Attenzione a possibili fenomeni intensi, dunque prestare la massima prudenza. Temperature stazionarie minime sugli 8-10 gradi, massime invece comprese tra 12 e 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con piogge moderate e abbondanti. Dalla sera ulteriore peggioramento, con scirocco forte sulla costa e possibili mareggiate. Anche sui monti piogge molto intense e vento forte. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove le precipitazioni saranno piuttosto diffuse, intense e persistenti dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 7-9 gradi, massime sui 17-18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.